Noi facciamo una proposta molto semplice, cioè si torni alla procedura e ai contenuti del piano casa 1 e 2 che hanno ben funzionato. Si può riassumere così: nella proposta dell'assessore all'urbanistica del Comune di Venezia Andrea Ferrazzi, la linea dei comuni ritrovatisi uniti contro il piano casa a terra approvato dalla Regione Veneto. Domani il Consiglio Comunale veneziano approverà una delibera che va a modificare la norma regionale, delibera del Consiglio Comunale che verrà presentata alla Regione come se fosse una vera e propria nuova proposta di legge. Operazione già compiuta dai comuni di Padova e Treviso e a breve anche da Vicenza e Belluno. L'intento è chiaro. Significa semplicemente che poi le modalità di attuazione di questo piano casa, che comunque condividiamo negli obiettivi economici che si pone, passi attraverso un atto del Consiglio Comunali. I comuni vogliono decidere sul proprio territorio perché le diversità sono molte. Un effetto della nuova deliberazione comunale è proprio porre freno alle variazioni indiscriminate delle destinazioni d'uso. I casi Venezia e Treviso rendono ben chiara la situazione di un'applicazione selvaggia del cambio di destinazione. Se a Venezia Prevede a Venezia, nella città appunto d'acqua, la possibilità di trasformare quasi tutti gli edifici in struttura diciamo ricettiva, quindi alberghi oppure bed and breakfast eccetera, e quindi trasformando Venezia in una struttura puramente ricettiva. a Treviso invece Treviso per esempio ha bisogno in alcuni casi di una flessibilità del mutamento delle destinazioni d'uso, cosa che magari in altri territori non è giusta. Quindi si è dimostrato che su questo tema è assolutamente necessario che ogni comune si riappropri di questa competenza. una situazione, dicono infine i sindaci, di profonda incertezza, quella che a tutt'oggi si è venuta a creare, visto che la stessa norma regionale è stata impugnata al Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale, che ancora non si è espressa.